Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Tragedia in Calabria dove una donna ucraina di 35 anni è stata uccisa nell'appartamento in cui viveva insieme al suo proprio compagno, anche lui ucraino. Al momento non è stata resa nota l'identità della vittima. L'uomo, sospettato di essere l'autore dell'omicidio, è stato fermato dalla polizia nella notte dopo alcune ore di ricerche. Secondo il medico legale che ha effettuato un primo esame, il corpo presentava diversi segni di violenza. Le forze dell'ordine della Compagnia di Catania Piazza Dante, con l'assistenza del Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un uomo di 65 anni di Catania, noto alle autorità per reati precedenti, mentre era in flagranza di reato per detenzione di droga e armi illegali con l'intento di spacciarle. Nello specifico, 3 pistole semiautomatiche e 110 grammi di cocaina. La polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato circa 100 kg di novellame di sarda durante un servizio di controllo lungo la A20. Il pesce era distribuito in 11 cassette all'interno di un mezzo idoneo al trasporto di alimenti a temperatura controllata, destinata al trasporto di pescato. Il mezzo è stato fermato, come detto prima, in prossimità della barriera autostradale A20 di Villafranca Tirrena. Lipari, l'isola più grande dell'arcipelago delle Eolie, celebra la Giornata Internazionale della Donna in modo originale e significativo. Durante la notte tra martedì e mercoledì alcune donne straordinarie del mondo della cultura, della scienza, giornalismo e della musica sono state omaggiate con l'apposizione di fogli sui muri delle vie dell'isola. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.